Sì, allora appunto nel corso di questa notte è esploso questo incendio all'incirca tra le 2 e le 3 del mattino. Io personalmente mi sono recata sul posto intorno alle 8 e mezza 9 per vedere la situazione, insomma. Un incendio che purtroppo ha lasciato strascichi perché ci sono evidenti danni materiali all'attività e ovviamente anche tutti i danni indiretti che ne derivano ovviamente per l'azienda e per l'attività che viene condotta lì. Sicuramente tanti danni. Adesso quando ero arrivata stamattina c'erano ovviamente i vigili del fuoco, la nostra polizia locale era in loco insieme ai carabinieri, quindi alle forze dell'ordine, anche all'ARPAV ovviamente per tutti gli accertamenti, gli approfondimenti e analisi del caso. Adesso siamo in attesa di ulteriori aggiornamenti. Quello che è certo è che purtroppo i danni sono veramente tanti, questo è evidente. Ecco, la strada, lei ha appena firmato un'ordinanza per la chiusura della strada, quando Sì. tornerà alla normalità più o meno la situazione? Allora, presumibilmente entro la serata di oggi, anzi sicuramente, questo per permettere ovviamente ai mezzi di potersi muovere tranquillamente nella strada, nella via Zoncè appunto interessata dal loro transito, quindi ho proprio poco fa firmato questa ordinanza in cui insomma ho previsto il divieto di transito fin tanto che finiranno le operazioni. Questo ovviamente per facilitare i mezzi perché altrimenti non riescono a accedere con tranquillità ovviamente al sito in cui devono ancora fare delle operazioni, quindi l'attività dei vigili del fuoco non è terminata, motivo per cui li agevoliamo anche attraverso il blocco del traffico veicolare in quella via. Ecco, c'è qualche ipotesi su come possa essere scoppiato questo incendio? Al momento no, ovviamente le autorità stanno facendo tutti i dovuti approfondimenti per capire quale possa essere stata l'origine dell'incendio. E c'è qualche allerta ambientale? No, al momento no, l'ARPAV al momento non mi ha allertato assolutamente sotto questo aspetto, quindi ritengo che non ci sia al momento alcun pericolo.